Eccoci qua, cari amici, in questo posto molto speciale per me. Siamo a Roma, mia città natale. Qui sono cresciuto e nato e cresciuto. Proprio laggiù, ecco laggiù, ho avuto una delle illuminazioni più importanti per il mio destino, per la mia vita. Ecco, qui ho cercato un angolino un po' tranquillo vicino al bosco dei castagni. Ecco, questo è la colonna e il teatro. In lontananza si intravede l'obelisco di Villa Torronia. Ecco, oggi siamo qui per farci una chiacchierata a proposito del capitolo chiamato, spero che il vento non sia troppo forte, eccoci qua, del capitolo chiamato, il capitolo 21. Ah, che bel sole, non è un posto stupendo. Ecco, quando io venivo qua da ragazzo, lì ho studiato gran parte dei miei esami, ho preparato gran parte dei miei esami di medicina. Venivo qua con il mio cane e non c'erano questo canto di pappagalli che ogni tanto si sente, perché questi sono arrivati da poco e hanno invaso tutto. Però sono belli lo stesso. Allora, oggi parleremo del capitolo 21. Il capitolo 21, sì, eccolo, questo qua è il pappagallo. Sesso come preghiera. Fondamentalmente noi per preghiera normalmente intendiamo una richiesta, un qualcosa che dovrebbe servire ad ottenere qualcosa in cambio, cioè mi serve qualcosa e per questo sto facendo una richiesta perché vorrei questa cosa in cambio di qualcosa, spesso un sacrificio, spesso altri comportamenti che dovrebbero garantirci quello che noi veramente desideriamo nel profondo. Però preghiera in questo caso andrebbe più inteso come uno stato di comunione con la nostra parte spirituale profonda e quindi con questa stessa parte spirituale profonda che vive nelle piante, che vive nel pappagallo, che vive nell'erba, che vive in tutto quello che ci circonda. Ecco, strumento, pratica per entrare in contatto con Dio e raggiungere l'estasi, dicono eccolo tra l'altro, sui dizionari. Ecco, quindi fondamentalmente è questo quello di cui io sto parlando e questo noi dovremmo cercare di farlo se siamo in questo cammino di questo autotaoismo o taoismo far da sé. Dovremmo cercare di farlo qualunque cosa noi facciamo, perché in qualunque cosa, in qualunque istante della nostra vita noi siamo già in contatto con la nostra parte interiore profonda, superiore ma interiore, e anche con questa stessa parte all'esterno, quando respiriamo, quando mangiamo, quando beviamo, quando sentiamo il calore del sole che ci scalda. In ognuno di questi momenti noi entriamo in contatto con questa energia. Molto spesso inconsciamente, senza renderci conto, ma se facciamo questo cammino, l'invito che io faccio a voi e a me, a tutti noi, è quello di diventare il più possibile coscienti di quello che già è, che io non sarei qui se non fosse l'aria, se non ci fosse l'erba, se non ci fossero il pappagallo, il cielo azzurro, i fulmini, i tuoni, la luna, il sole, non sarei qui. Io sono parte di tutto questo e questo è un fatto che nessuno lo può negare, ragionevolmente chiaramente, perché noi esseri umani siamo capaci di negare anche l'evidenza. Quindi diventare semplicemente coscienti di quello che già è, perché è già così. E solo se ne diventeremo coscienti potremo approfittare di questo enorme, di questa fantastica energia di riequilibrio che dall'esterno può provenire e che ci aiuta a camminare più spediti nel nostro cammino. Ecco, vi dicevo che laggiù in fondo ho avuto questa illuminazione che ero
perso, non sapevo bene cosa fare della mia laurea in medicina, avevo fatto tutto quello che le mie forze interiori mi avevano chiesto di fare, continuando a studiare, malgrado io vedessi che l'ambiente dell'ospedale, l'ambiente dei miei colleghi anche stessi universitari, non parliamo poi dei professori, non faceva per me, io non mi sentivo a mio agio nel trattare i pazienti in quel modo, per esempio, o nel sottoporli a certe terapie, a certi sistemi. E a quel punto mi sono rivolto, sono entrato un po' in meditazione, così ho cercato di fare una preghiera e chiedere aiuto a queste potenze che mi avevano guidato fino a quel punto, dicendomi: non ti preoccupare, macina esami, impara a fare il dottore, poi dopo io ti faccio fare il dottore, noi ti faremo fare il dottore in un altro modo, che tu adesso un po' conosci, ma non hai ancora le idee ben chiare, no? Perché io non mi sentivo, io l'acupuntura la stavo già studiando, però non mi sentivo sicuro di praticarla. E quindi c'è stato questo impulso quel giorno dentro di me di dire: adesso ho fatto tutto quello che mi avete chiesto per 6 anni, anzi 6 e mezzo, adesso però dovete manifestarvi in qualche modo dandomi qualcosa di concreto, non solo una promessa, perché ho finito, adesso devo iniziare a lavorare. Come posso che io con l'acupuntura non mi sento? E allora le forze si sono presentate e mi hanno mandato un'immagine, mi è venuto in mente un certo libro che avevo visto anni prima nella mia scuola di yoga, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso con la medicina naturale, quella diciamo di costa curta per intenderci, con cui poi ho lavorato per moltissimi anni e che mi ha permesso di iniziare con il mio lavoro, nella quale ho inserito poi grande facilità tutto quello che avevo appreso e continuavo ad apprendere nel mio studio dell'acupuntura. È stato come un gradino che mi ha permesso di salire, era come trovarsi di fronte a una parete di 100 metri e non puoi scalarla, e qualcuno ti mette una scala bella lunga e un gradino dopo l'altro vai su. Ecco, questo perché c'è la possibilità di essere aiutati, di essere guidati, non siamo qui a caso e queste forze sono dentro di noi. La preghiera, torniamo adesso al nostro capitolo 21 del nostro solito libro, La via all'equilibrio. Questo capitolo ci spiega come uno dei mezzi più potenti, questo secondo chiaramente l'antico taoismo, è la preghiera mattutina e serale, che non è niente di particolarmente complicato, si tratta semplicemente di fare sesso con il proprio partner in una posizione particolare, che è quella del missionario, ecco, è quella del missionario, niente di complicato, dove però semplicemente la donna che sta sotto avvolge le gambe attorno alle gambe dell'uomo, quindi avvolgendo attorno alla parte inferiore della gamba, in modo che col piede sbuca di qua, come si vede bene nel disegno, tutto qua. Poi si rimane chiaramente avendo delle piccole spinte, quindi con la penetrazione. Il maschio sarebbe sconsigliato che abbia l'orgasmo in questa situazione, né con l'ineiaculazione né in altri modi, ma bisogna concentrarsi proprio sulla comunione col partner. Quindi rimanere in questa posizione anche pochi minuti, baciandosi con gli occhi chiusi, cercando di percepire questo amore che vive dentro di noi e che vive anche dentro il nostro partner e che vive in tutto l'universo. Gli antichi testi dicono che quando si è imparato questo esercizio, che chiaramente fa parte del Tao del sesso, quindi di quel pilastro del taoismo che abbiamo visto, gli altri esercizi diventano superati, perché questo li batte tutti, a livello di energia che ci viene donata, di riequilibrio, di salute, a tutti i livelli. Io più umilmente direi che la pratica di questo esercizio è caldamente consigliata, ma non obbligatoria come niente di tutto questo, e io sarei più propenso a dire invece provate tutti gli esercizi, tutti, e poi scegliete quello che vi sembra più adatto a voi in quello specifico momento. E allora, anche perché questo è un esercizio che va fatto con un partner, quindi bisogna comunque avere la possibilità di avere un partner, altrimenti
rimangono invece gli altri esercizi come il bonobo, come la tartaruga, come il daino e tutti gli altri che abbiamo visto. Se riusciremo a fare questo, ad entrare in questo spirito, la nostra vita stessa diventa un esercizio. Una volta sentii dire ma se io sono in meditazione mezz'ora al giorno potrei diventare questo, se invece fossi in meditazione 2 ore al giorno potrei diventare di più. Perché non essere in meditazione 24 ore al giorno? Se noi troviamo il giusto metodo, secondo me è possibile e questo ci potrebbe dare una spinta moltiplicando enormemente la velocità della nostra evoluzione spirituale. Però sempre ognuno secondo il suo metro, il suo passo. Detto questo, ecco, importante quello che viene detto nel libro, cioè che l'amore che noi conosceremo con questo esercizio non ha niente a che vedere con l'amore delle poesie, con l'amore col sesso vero e proprio, non ha niente a che vedere con le differenze spesso dei sessi che diventano spesso più un ostacolo che un beneficio, che un vantaggio nel nostro sviluppo. È qualcosa di completamente diverso perché parte dall'individuo, anche se il partner è presente e è lo strumento per noi per poter fare questo esercizio, è qualcosa che va al di là. Qualcosa di simile a questo esercizio è l'esercizio del cucchiaio, a mio avviso. Quindi mettersi la posizione del cucchiaio, quindi col maschio dietro, quindi sul fianco, col maschio dietro o con la femmina dietro è lo stesso. Io vedo meglio col maschio dietro, dà più questo senso di protezione, e senza penetrazione e respirare all'unisono. È una cosa molto semplice che può essere fatto anche quando siamo, anche i pappagalli sono d'accordo, che può essere fatto anche quando siamo molto stanchi e dà veramente una grande pace. Detto questo, si può fare anche con gli animali, io l'ho sperimentato con il mio cane ed è stato un momento di grande illuminazione per me e anche per lei. Vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a provare gli esercizi e al prossimo video. Saluti a tutti!